Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Quella di oggi è una puntata tutta dedicata alla sicurezza. Inizieremo purtroppo parlando di un caso terribile di cronaca e da questo ci sposteremo per fare una riflessione sui tanti episodi di violenza che imperversano in questi giorni e sono addirittura in aumento. Cercheremo di capire cosa ci sta succedendo, perché ciò accade e soprattutto che cosa fare per fronteggiare questo fenomeno. Ma partiamo questa serata parlando di incidenti stradali, cosa fare durante tutte queste problematiche che si verificano sulle nostre strade, cosa fare se si è testimoni di un incidente e cosa fare per stare vicini alle vittime appunto sempre degli incidenti stradali. Lo facciamo subito dando il benvenuto a Manuela Barbarossa, presidente dell'AIVIS e psicoanalista. Buonasera. Buonasera, grazie. A Giuseppe Bellanca, avvocato e vicepresidente di AIVIS. Buonasera. E Flavio Zanardo, comandante della Polizia Provinciale di Monza e Brianza. Buonasera e benvenuto. Eccoci qui. Allora, l'ho detto all'inizio, purtroppo c'è stato un terribile caso di cronaca. Sì. Si parla di un vigile ucciso barbaramente sulla strada mentre stava facendo il suo lavoro. E perché ne parliamo oggi? Perché la sua famiglia si è rivolta a voi, all'AIVIS, per avere una tutela in campo legale. Allora, esattamente per i telespettatori che sanno ovviamente di cosa stiamo parlando, ma che non hanno tutti gli ultimi dati, questa vicenda come è andata? Questa vicenda è andata nel senso che Nicolò Savarino, un vigile di Milano, appunto, come ha detto giustamente lei, mentre svolgeva il proprio lavoro nel proprio quartiere, è stato barbaramente ucciso da un SUV, è stato investito. Lui aveva fermato questo SUV per motivi di servizio, logicamente, per dei controlli, e purtroppo queste persone che sono state fermate, adesso appunto vedo che ci sono le immagini del funerale, poi ne parleremo, che c'è stato sabato in Duomo, per scappare lo hanno volontariamente, insomma, investito e ucciso barbaramente in modo veramente drammatico. Era un giovane vigile e la famiglia, appunto, che tra l'altro una famiglia molto unita. Nicolò Savarino aveva 3 fratelli, 2 genitori anziani che vivono in Sicilia e che sono venuti a Milano appunto per questa tragedia. Si sono rivolti all'AIVIS, all'Associazione Italiana Vittime e Infortuni della Strada, perché avevano sentito parlare dell'associazione. Perché? Perché molti vigili di Milano, non solo di Milano ma anche di Milano, sono amici dell'Associazione Vittime della Strada, e noi a novembre, per casualità, proprio la vita a volte ci mette davanti a delle connessioni, avevamo tenuto a Palazzo Marino a Milano un convegno proprio sulle vittime della strada, e Nicolò Savarino aveva partecipato a questo convegno perché aveva accompagnato insieme ad altri colleghi il comandante Mastrangelo, appunto il comandante della Polizia Locale di Milano, Tullio Mastrangelo. Per cui niente, la famiglia ha pensato di rivolgersi a noi come associazione, in particolare alla tutela legale dell'avvocato Giuseppe Bellanca, che è il vicepresidente dell'associazione AIVIS e sovrintende tutta la parte legale dell'associazione. L'associazione, ricordo, non si muove solo a Milano, nasce a Milano ma si muove su tutto il territorio nazionale. Però questa tragedia purtroppo è avvenuta a Milano. Certo, purtroppo è avvenuta nel qua. nostro territorio, qua a Milano. Questo è uno dei tanti casi, come ho detto all'inizio, per cui noi ne parliamo ovviamente perché una vicenda del genere non può passare inosservata, ma anche perché ci sono tante persone che hanno bisogno di capire che cosa fare, hanno bisogno del vostro aiuto in termini legali, psicologici, e per cui a voi ci stiamo rivolgendo in questo momento. Prima di capire quale può essere una difesa legale in casi di questo tipo, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, perché questo è si parla di omicidio volontario ai danni di un uomo che doveva essere uno dei protettori di noi cittadini, un uomo della forza dell'ordine. Allora come l'intera forza dell'ordine, le forze dell'ordine come gruppo, come comando prendono questa vicenda, questi nuovi comportamenti dei cittadini che sono assolutamente aggressivi e non si sentono più protetti? Ma intanto vorrei dire che questo fatto ha ovviamente colpito molto tutta la categoria che si è stretta intorno alla famiglia, nella messa che c'è stata in Duomo durante i funerali, a cui hanno partecipato forze di polizia locale provenienti da tutta Italia, e quindi tutti si sono sentiti, diciamo, sono veramente con uno spirito di forte colleganza, anche perché diciamo che questo è un caso un po' anomalo. Stiamo parlando ovviamente di un evento che
un omicidio avvenuto attraverso un veicolo utilizzato come arma. Diciamo che è stato un caso particolare ma emblematico. Il SUV già di suo ormai viene anche, diciamo, quasi riconosciuto come uno strumento molto forte, è uno strumento quattro ruote, sono strumenti che, essendo molto pesanti, molto potenti, portano chi li guida già di per sé ad avere dei comportamenti di prepotenza. Nel caso specifico poi ovvio ogni fatto va valutato a sé. Verosimilmente, se il soggetto si fosse fermato e avesse ottemperato agli ordini del collega Savarino, verosimilmente non ne sarebbe successo nulla di grave, cioè forse sarebbe andato via con qualche sanzione, forse per una guida senza patente, ma insomma forse non sarebbe neanche finito in carcere il soggetto. Per non pagare la multa ci si rende colpevoli di omicidio gravissimo. Quindi esatto, quello che è pazzesco è che purtroppo la città sta sviluppando questo tipo di comportamenti, che alcuni soggetti arrivano, pur di non pagare la multa o di non soggiacere al controllo di polizia, utilizzano il veicolo come arma. Però se ricordate anche il recente passato, anche qualcosa che è successo, se non vi ricordate, anche nel sud milanese, in cui chi aveva occupato un posto per disabili ha poi travolto un anziano uccidendolo perché gli aveva occupato il posto per disabili. Proprio alcune categorie di veicoli, quindi i mezzi più pesanti, soprattutto i camion, i SUV, a volte si prestano a dare anche una sorta di onnipotenza, o comunque di senso di onnipotenza, che poi fa scatenare queste cose. E che va assolutamente bloccato, è impensabile continuare su questa strada. Infatti tra poco continueremo questa riflessione, perché dobbiamo cambiare la nostra modalità, porci differentemente. Non possiamo arrivare a non dare più un valore alla nostra vita. Non esiste che succeda questo alla nostra cultura, che è una cultura radicata, dove le persone si interfacciano agli altri. Insomma, per esempio noi italiani siamo conosciuti nel mondo intero per avere un buon carattere, per essere amichevoli, ospitali, e adesso ci stiamo riducendo a questo. Allora, questo discorso lo continueremo, ma cerchiamo di capire, in un caso come questo, si parla di omicidio volontario, qual è la difesa legale, qual è la linea da tenere, cosa può succedere? La Procura della Repubblica ha già individuato la fattispecie di reato come omicidio volontario. Qui non c'è stata proprio chiara, diretta l'intenzione da parte dell'indagato di utilizzare la macchina per uccidere, dunque l'elemento della volontarietà è chiaro, acclarato. Questa persona, noi con la Procura della Repubblica, con cui siamo in continui contatti, non solo per questo caso, ma anche per tantissimi altri casi che noi seguiamo, ha già indicato che chiederà il giudizio immediato sicuramente, e noi ci batteremo unitamente alla Procura della Repubblica per ottenere l'ergastolo, la pena massima prevista in caso di omicidio volontario. Esistono tutti i presupposti, la difesa dell'imputato ha già tirato fuori il fatto che questo soggetto è un minorenne, lo escludiamo a priori, lo dico qui ancorché stiano confermando le notizie che sono appunto già passate, che abbiamo letto tutti sui giornali. Confermo che questa persona è già stata fermata per 3 volte, 3 anni fa, 2 anni fa e 1 anno fa. In tutti e 3 casi era stato fatto sempre l'esame delle ossa e in 3 casi è risultato maggiorenne. Questo ci fa confermerà appunto, il 27 verrà sottoposto alla convalida dell'arresto, verrà portato al Fate Bene Fratelli per appunto questo esame molto particolare che confermerà, noi abbiamo la certezza, la maggiore età, e pertanto la Procura della Repubblica, una volta acclarato questo elemento, partirà immediatamente con la richiesta di giudizio immediato, perché noi come associazione accanto alla famiglia e accanto, grazie anche alla Procura della Repubblica, ci batteremo per l'ergastolo di questa persona. Certo, assolutamente è fondamentale che non ci siano riduzioni di pena, che questo individuo non riesca a scappare un'ennesima volta. Abbiamo detto è stato fermato già 3 volte, per cui vuol dire che il comportamento assolutamente illegale era reiterato nel tempo. È importante che sia anche un esempio di una giustizia che va avanti, che non fa sconti. E allora adesso, prima di salutarci e dare spazio a un pochino di pubblicità e poi ritornare a continuare a approfondire queste tematiche, ricordiamo a tutte le persone che sono a casa, che hanno bisogno di sapere come e dove trovarvi, che hanno magari visto un incidente, che ne sono state vittime. Allora voi siete un'associazione che è radicata in tutta Italia. Come trovarvi? C'è un sito che vediamo in sovraimpressione, ma qual è il modo esatto?
Il modo esatto è cercare in internet www, come vedete in sovraimpressione, associazioneaivis.com. Noi siamo un'associazione ONLUS, quindi diamo assistenza legale, peritale, medico-legale, quindi a 360 gradi gratuita a tutte le vittime della strada e nei casi peggiori ai loro familiari. Ovviamente noi siamo anche un'associazione che si muove in difesa delle vittime della strada, quindi cerchiamo di fare prevenzione, di fare cultura, di essere attivi anche su altri piani, sui piani etici, sui piani morali, anche sui piani legali, con delle importanti battaglie giuridiche. Quindi è un'associazione attiva anche questa a 360 gradi, però l'assistenza che viene data alle vittime, ricordo, e alle loro famiglie è gratuita, ci trovate sul sito. Benissimo, allora cercheremo di batterci anche noi dal nostro salotto per avere sicurezza e giustizia. Allora un pochino di pubblicità e poi tornate con noi, continuiamo a parlare di sicurezza con l'Aivis e con il comandante. A tra poco.